per entrare. 20 giorni all'anno. Faremo la sperimentazione e questi dubbi, queste perplessità, tutte queste cose speriamo si sciolgano. Quando ho fatto, ho capito che ho finito il tempo, ma quando ho fatto, no, beh, quando ho proposto di fare le priority sui battelli, i primi 15 giorni mi hanno massacrato. Tanti, accusandomi di violare la Costituzione, i diritti costituzionali, eccetera. Dopo 15 giorni hanno visto che la roba funzionava, perché a signora che doveva andare a prendere il bambino a scuola poteva passare davanti i turisti. Non è successo niente, adesso la vogliono tutti, anche su posti dove non c'è neanche spazio per farlo, dove Gindo. E io ho detto, ma cosa ti fa a priori, ti Gindo, Tieto Soler, chi passa davanti, capito? Cioè questo è, si tratta di fare delle sperimentazioni, non è mai stato fatto in nessuna parte del mondo. In nessuna parte del mondo, dobbiamo sperimentare, dobbiamo provare con umiltà, aspettandoci anche tutte le critiche giuste, legittime, ci possono essere, risolveremo tutti i problemi, però è nell'interesse della vita della città che tutti dichiarano di volere. Adesso si parte quando, secondo lei, dopo il voto di oggi? No, si parte il prossimo anno, abbiamo detto, sarà in primavera, io penso forse le vacanze di Pasqua, là, quei giorni Pasquetta, noi guarderemo la serie storica dell'anno scorso, comunicheremo con ampio anticipo a tutti, faremo una campagna sia nazionale che internazionale per raccontare, perché tutti sappiano, agenzie eccetera. Chi viene e soggiorna in albergo non ha nessun problema perché facendo la prenotazione in albergo avrà automaticamente il QR code, se si tratta di quelle giornate lì. Chi invece viene in giornata e potrebbe venire un altro giorno, saranno il sabato, le domeniche, le festività immagino, magari sceglie di venire un giorno meno affollato, tutto qua. Saranno 20 giorni di sperimentazione e non vogliamo danneggiare nessuno, così sarà.